Mentre il Giro d'Italia infiamma le Dolomiti, a Belluno fa tappa il Giro E, che ricalca tutte le tappe della corsa in rosa tranne l'ultima. Tante squadre e tanti grandi campioni con corridori che vengono invitati tappa per tappa a provare il percorso ufficiale utilizzando però biciclette elettriche. Tra di loro, smesse per un giorno le vesti di vice sindaco e indossati il pane del ciclista, in Piazza dei Martiri c'era anche Paolo Gamba. Vuol dire tantissimo perché finalmente cominciamo a capire che c'è bisogno di dare un po' di entusiasmo a questa città. Questo è entusiasmo vero perché è pulito, oltre che essere green è pulito anche perché le persone che ci partecipano sono pulite, persone a posto, e perciò credo che Belluno debba solo essere grata a loro e al Giro d'Italia di questa manifestazione. Come dicevamo, tanti capitani, ma sicuramente l'aver vinto un Giro d'Italia, come fece Damiano Cunego nel 2004, rende la sua presenza del tutto particolare. È vero, sono già passati 19 anni, sembra ieri, e a distanza di anni c'è questa bellissima manifestazione chiamata Giro E. Questo dà la possibilità anche a neofiti di potersi mettere alla prova e fare anche delle salite che eventualmente con la bici muscolare non potrebbe fare. A sventolare la bandiera della partenza un felicissimo assessore dello sport. Giornata di sport un po' diversa, molto colorata, molto piena di energia, bambini, premiazioni, gadget, green, una bella manifestazione. È la prima volta per Belluno, ma siamo molto contenti del risultato. Ma a chi un giro lo ha vinto era però impossibile non chiedere un pronostico su chi vincerà questa edizione 2023. Forse Geraint Thomas, però non è neanche facile fare dei pronostici oggigiorno. Io punto su di lui perché è quello con maggiore esperienza che ha fatto maggiori risultati in passato. Quindi Roglic. È un azzardo dire, non so, io punto più su Geraint Thomas, sì.